Oggi, venerdì 17 novembre, CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto pubblico, istruzione e ricerca, trasporti, igiene ambientale, poste e consorzi di bonifica. Gli obiettivi della mobilitazione sono la crescita dei salari, l'estensione dei diritti, il contrasto a una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di chi vive di lavoro e di pensione e non offre una prospettiva dignitosa alle nuove generazioni. In Veneto la mobilitazione, che rientra nelle iniziative dello sciopero generale, comprenderà una manifestazione regionale che si terrà a Padova, alla quale hanno aderito anche gli studenti dell'Unione degli Universitari UDU e della Rete degli Studenti Medi, con concentramento davanti alla stazione ferroviaria alle ore 9, da cui partirà il corteo che si concluderà in piazza Antenore davanti alla prefettura, con gli interventi a partire dalle ore 10:30 delle delegate e dei delegati di tutti i settori coinvolti. I segretari regionali di CGIL e UIL sottolineano come il paese stia attraversando una crisi sociale drammatica. Secondo Eurostat, il 63% delle famiglie italiane nel 2022 ha faticato ad arrivare alla fine del mese, il dato peggiore d'Europa. Per l'Istat, la povertà ormai colpisce in Italia 5,6 milioni di persone e oltre 1 milione di queste è minorenne. In un contesto così complicato il governo decide di tagliare pesantemente la spesa pubblica, non adeguandola all'inflazione. Infatti questa si ridurrà in media del 10% nel triennio a partire da sanità e istruzione. Non solo questo, ci sono i tagli alle regioni e agli enti locali. Il Veneto in particolare perde 28 milioni di euro. L'effetto sarà una riduzione dei servizi sociali ai cittadini o l'aumento della tassazione locale. Le risorse per i rinnovi dei contratti pubblici 2022-24 sono del tutto insufficienti a garantire il potere d'acquisto perso in questi anni. Sulla sanità ancora manca un piano straordinario di assunzioni e viene confermato il tetto di spesa per il personale. Così non si risolve né il problema delle liste d'attesa né si allevia la condizione di lavoratrici e lavoratori sottoposti a ritmi sempre più insostenibili e spesso tentati dal passaggio alla sanità privata. Sanità privata poi per la quale viene eliminato il tetto di spesa fissato per le strutture convenzionate da 280 milioni in più nel 2024 a ben 1 miliardo e 120 milioni in più nel 2026. Siamo a una privatizzazione sempre meno strisciante e sempre più galoppante. Il governo quindi prosegue lungo la strada del definanziamento, dicono ancora i sindacalisti, della sanità pubblica e universale e si dimostra più che disponibile a smantellare il welfare pur di non andare a prendere i soldi dove ci sono, gli extra profitti, l'evasione fiscale, i redditi alti, le rendite finanziarie e i grandi patrimoni. E poi c'è il capitolo previdenza, su cui il governo sta tradendo nella maniera più clamorosa le premesse elettorali. Non solo non viene intaccata in alcun modo la legge Fornero, ma ci avviciniamo al suo ritorno con un ulteriore peggioramento di quota 103. Sulla carta gli aventi diritto a livello regionale sono appena 1350, ma saranno sicuramente molti meno quelli che aderiranno, visto il ricalcolo contributivo che farà perdere fino al 30% dell'assegno. Inoltre viene alzata la soglia di accesso per le pensioni contributive anticipate, misura che condannerà molti lavoratori e soprattutto lavoratrici ad andare in pensione a 71 anni. E ancora si fa cassa su una parte molto rilevante di lavoratori pubblici, medici e insegnanti in primis, viene peggiorata l'APE sociale e c'è un nuovo inasprimento di opzione donna. Questa quindi è la considerazione del governo Meloni per il mondo del lavoro e proprio per nascondere questa pessima realtà attaccano il diritto di sciopero violando una delle libertà costituzionali fondamentali per uno Stato democratico. Non ci faremo intimorire, saremo in tanti e tanti a manifestare il nostro dissenso. Oggi la giornata di sciopero a Padova alle 9, la manifestazione regionale. Interviene anche Marco Nimis, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Veneto, che aggiunge: il 17 novembre scendiamo in piazza per la giornata dello studente al fianco dei lavoratori per mobilitarci contro un mondo dell'istruzione che, prediligendo una nociva cultura del merito, influisce negativamente sul malessere generazionale che stiamo sperimentando. La forte precarietà e instabilità futura a cui siamo destinati non fa che peggiorare una condizione di disagio accentuata dalla totale mancanza di spazi cittadini e scolastici che gli studenti e le studentesse possano sentire davvero come propri.
Crediamo anche, alla luce di una crisi ambientale che minaccia di ridurci a condizioni di vita instabili, che sia il momento di prendere posizione davanti al paese intero per riprenderci il futuro e non restare a guardare. Non vogliamo rimanere a guardare, gli fa eco Domenico Amico, coordinatore dell'Unione degli Universitari di Padova, mentre il governo ci condanna a una società sempre peggiore e a una situazione di precarietà. La situazione del diritto allo studio è vergognosa, anche quest'anno saranno migliaia gli studenti senza borsa di studio, mentre ci arrivano zero risposte sul benessere psicologico, sulle residenze pubbliche, sui trasporti, sul caro libri e il caro vita. Gli studenti vogliono mobilitarsi insieme ai lavoratori per rivendicare il diritto ad una vita migliore con tutele e sostegni reali. E allora ci vediamo in piazza tra pochi minuti. Per oggi è davvero tutto. Sveglia Veneto si ferma qui con la notizia dello sciopero nazionale del comparto pubblico, istruzione e ricerca, trasporti, igiene ambientale, poste e consorzi di bonifica, proclamato da CGIL e UIL. A tutte e tutti voi un buon fine settimana. Il podcast ritorna come sempre lunedì prossimo.